Negli ultimi tempi al Consiglio provinciale si è toccato forse il punto più basso. Sì, molto basso, anche perché Dorsi ormai non ha più una maggioranza a pezzi. Se su due mozioni presentate dal sottoscritto unitamente al gruppo del Popolo della Libertà sono state approvate tutte e due a maggioranza del Consiglio, con la benevola astensione anche di coloro i quali dovrebbero difendere Dorsi e la sua giunta, quindi è tutto dire. È stata approvata qualche mese fa una mozione che indica all'amministrazione la riduzione del numero degli assessori da 12 a 8, quindi per avviare una sorta di risparmio all'interno dell'ente. Secondo la mozione di ieri è clamorosa quella che boccia l'aumento che Dorsi ha fatto del 3,5% sulla tassa RC auto a tutti gli abitanti della provincia di Agrigento. Noi ci auguriamo che sia conseguenziale e ritiri quest'atto deliberativo di giunta fatto nel mese di maggio e possa dare la possibilità a tutto l'intero Consiglio provinciale concertare e partecipare a questo bilancio per vedere di rimodularlo. Il Presidente della provincia diciamo che poi è la fotocopia da un punto di vista dell'azione politica e amministrativa del Presidente Lombardo, non ha più una maggioranza. La maggioranza che dovrebbe amministrare la provincia di Agrigento come doveva amministrare la regione, frutto di un ribaltone, è una maggioranza raccogliticcia che ha come unico obiettivo l'occupazione di poltrone, la lottizzazione del potere. Non hanno come interesse primario quello che dovrebbe essere l'interesse di ognuno che fa politica, cioè amministrare in maniera equa, in maniera seria, in maniera efficace ed efficiente. E allora il Presidente della provincia, piuttosto che tagliare tutta una serie di spese improduttive, tagliare i dirigenti, tagliare il numero degli assessori eccetera, che cosa fa? Mette le mani nelle tasche dei cittadini. Il PDL è contrario nei fatti, perché da 4 anni noi abbiamo dato impulso a un'azione di risanamento e di taglio di enti inutili e un taglio di spese improduttive eccetera. Quindi come stramarraccio si aumentano le tasse. Sembra una vera e propria ecatombe per le MPA, fallimento al governo regionale e fallimento anche qua, secondo voi, del Presidente Dorsi? Assolutamente sì, è sotto gli occhi non del PDL ma dei cittadini di questa provincia e di questa regione. Il Presidente Dorsi è identico al Presidente Lombardo, entrambi ribaltonisti, entrambi hanno tradito il mandato popolare e soprattutto entrambi hanno bloccato l'economia di quella Sicilia e della provincia, non conseguendo nessun risultato sotto l'aspetto amministrativo. Non mi pare che nessuna delle due possa fare delle relazioni di consuntivo positive rispetto ai territori che hanno amministrato.